Buon pomeriggio da parte di Lorenzo Brancati, Live Sport Academy per Calcio a 5 live per la giornata numero 18 del girone C della serie C2 che vedrà impegnata Ardea Calcio a 5 contro Conaudi License Calcio a 5. Padroni di casa sono primi a punteggio pieno, 45 punti, inseguono invece la zona playoff gli ospiti, quarti a quota 32. Partiti è l'Ardea Calcio a 5 a dare il primo calcio al pallone, squadra di casa che giocherà in maglietta rossa, nera invece con dettagli blu, la divisa degli ospiti. Paolo laterale, ancora Marciò, prova il tocco per Bastianelli, chiuso però dall'Ardea che può ricominciare, Caltagirone alza la testa, cerca il bomber in avanti, chiuso però, suo tocco, poi si lotta, si rimane lì ma può uscire Legnante, palla al piede, affronta Bernardini, poi si ferma, ragiona e ricomincia da Marciò, alza la testa il numero 3 e viene qui sotto la nostra postazione da Bastianelli, ancora Marciò con il destro, conclusione Rasoterra che si perde alla destra della porta difesa da Mugnaini con una deviazione, calcio d'angolo, per andare col mancino, ancora ribattuto dal bomber, poi palla in avanti, Bastianelli deve girarsi, poi appoggia all'indietro per Legnante che cerca un tocco intelligente per Marciò, ma può ripartire adesso l'Ardea con Barbarisi che cambia tutto per il bomber, c'è sul destro la conclusione da Alessandro in due tempi, si rimane lì e Caltagirone con il numero 22 al sesto minuto porta in vantaggio l'Ardea, è 1-0, poi viene anche ammonito per un'esultanza troppo vigorosa e comunque 1-0 Ardea. E allora ancora il bomber, cambia per Bernardini, Angione affronta un avversario, vorrebbe colpo al volto Legnante, non c'è niente secondo il direttore di gara, poi Vitigno si appoggia all'indietro, Angione tenta il tocco al centro e c'è il raddoppio dell'Ardea e con il numero 9 il bomber a raddoppiare per i suoi, bellissimo però l'assist di Angione che lo smarca veramente a due passi, è 2-0 Ardea. Si gioca, c'è Legnante da quelle parti, lui ricomincia da Maiali all'indietro, eccolo il numero 11, affrontato da Vitigno, anche il bomber in pressione, poi Legnante pensa alla conclusione, Mugnaini la tiene lì. Sì, rinvio dal fondo, la palla era carambolata fino ad uscire alla linea di fondo campo, lancio lungo intanto di uscire ancora da Alessandro per la Conaudi License, fa laterale adesso battuto per Proietti che la fa girare, Vitigno, Barbarisi pensa a partire, blocco regolare di Proietti, lascia andare il destro Barbarisi e chiuso però bene da Alessandro, fine però il fallo laterale sarà in favore dell'Ardea, ottimo il lavoro di copertura non semplice del numero 17 in maglia rossa che adesso trova spazio per far ripartire Vitigno, poi Barbarisi sotto la nostra postazione, ancora il numero 4 Proietti, poi fa prendere fiato ai suoi, Barbarisi libera al destro, cambia tutto per Caltagirone che serve ancora il compagno, adesso esce dall'area di rigore, poi Caltagirone con il destro, non arriva Vitigno a chiudere sul secondo palo, davvero ottima però questa azione dell'Ardea. Del pallone, tenta subito la battuta veloce al centro, controfallo però a favore dell'Ardea che adesso effettua un'altra sostituzione, è entrato anche Carletti con il numero 14, si riparte intanto da Barbarisi, ecco il bomber sotto la nostra postazione che si libera molto bene di fiattu per tu con D'Alessandro, tenta il tocco per Carletti che appena entrato non riesce a trovare l'appuntamento col pallone, si rimane 2-0. Di casa che vorrebbe un fallo laterale lo ottiene in favore qui sotto la nostra postazione, tutto pronto per la battuta, si ricomincia da Bernardini rientrato in campo, il capitano dell'Ardea, poi Barbarisi pensa di andare lungo per un secondo, poi va con bomber che con un tocco di gran classe si libera di D'Alessandro e poi con un brivido scheggia il palo ma insacca un gol di grandissima qualità e 3-0 Ardea. Rossa, diciamo da calcio d'angolo, palla messa fuori per il bomber che di prima d'esterno cerca un gol incredibile e non va troppo lontano dal 4-0. Si conclude dunque sul risultato di 3-0 la prima frazione di gioco in favore dell'Ardea. Il primo gol, quello che ha aperto subito le marcature, è stato di Caltagirone, una doppietta del bomber invece poi ha suggellato questo risultato di vantaggio alla fine dei primi 30 di gioco. Al laterale sarà il bomber ad occuparsene, c'è Caltagirone in area, Barbarisi pronto ad arrivare dalla sinistra, Proietti invece rimane ultimo uomo, eccolo, numero 17, poi Barbarisi
Proietti, vediamo se va alla conclusione o se fa girare ancora questo pallone, tenta il tocco per un compagno, capisce tutto Bastianelli, allora Barbarisi, Caltagirone, c'è Bomber in avanti, Legnante però ha capito tutto in anticipo, adesso può andare anche alla conclusione, Mugnaini gli dice no, si allunga e con il piede chiude in calcio d'angolo, di cambio intanto anche tra le fila degli ospiti che mettono dentro Rinaldi e Cocomeri. D'Alessandro andrà a rinvio con le mani, c'è Marciò in appoggio, eccolo Cocomeri tornato in campo, si muove Rinaldi in avanti con il numero 9, lui si appoggia a Marciò che prova a girare palla, c'è Cocomeri adesso al limite con il destro, si immola Proietti e ribatte la conclusione, ma adesso la Conauto sta presentando davanti alla porta di Mugnani con Rinaldi che spara fuori, anzi con un miracolo di Mugnani che gli dice no. Si rigioca, un Vitigno che tocca per Proietti, poi Barbarisi, è entrato anche Angione tra le fila della squadra di casa, eccolo Barbarisi, affronta Cocomeri, serve Angione, proprio nuovo entrato, si libera di Rinaldi, ripulisce questo possesso, Proietti di prima, Barbarisi che tocco, Angione a tu per tu con D'Alessandro, ce l'ha sul mancino, non era facile perché erano tornati in due, e la Conauto a chiuderlo, lui si fa anche male e conclude di poco al lato, comunque ottima l'azione dell'Ardea. Riparte adesso Cocomeri, Legnante, numero 14, alza la testa, trova Marciò sulla sinistra, lui prova a cambiare tutto per Cocomeri, c'è Barbarisi in traiettoria, poi prova a liberare, trova però solo il petto di Marciò che va alla conclusione e si supera Mugnaini, grande intervento dell'estremo difensore dell'Ardea che dice no. Legnante pronto ad andare alla battuta, dalle parti del pallone anche Marciò per la Conauto Lidense, si astende sullo fischio il direttore di gara, parte Marciò con il destro, anzi lascia Legnante con il mancino e ancora Mugnaini a dire no, adesso inizia ad inanellare diversi interventi decisivi il portiere dell'Ardea, ribattuto Legnante, affrontato da Barbarisi, Cocomeri, Marciò, Rinaldi si fa vedere in avanti, capisce tutto però Carletti, poi adesso Bomber può prendere campo, praticamente 1 contro 3, resiste alla carica di Cocomeri, anche a quella di Marciò, no, numero 3 è efficace, recupera palla, adesso può ripartire 3 contro 3 la squadra ospite, Rinaldi di prima, la riapre la Conauto Lidense, buono il break di Marciò che lancia Rinaldi che fa 3-1, e allora Mugnaini, quando siamo a 26:30 sul cronometro, palla in profondità per Bomber che si libera bene di un avversario, poi però non può tenerla in campo, allora D'Alessandro per Fia, alza la testa, capitano ospite, va al tocco per Rinaldi, l'autore del gol che sta tenendo vive le speranze della Conauto, poi conclude Marciò e in 2 tempi Mugnaini dice ancora no, Fia alza la testa, Marciò, eccolo, numero 3, ricomincia da Bastianelli, palla dentro, Maiali, spalle alla porta, lo chiude, Proietti e poi Vitigno può allungarsi, Marciò lo chiude, guadagna anche fallo laterale, adesso Bastianelli si libera di un avversario, serve Fia che va dentro e c'è Marciò che può riaprire la partita, è 3-2 quando mancano 2 minuti di gioco, vediamo se adesso la Conauto Lidense riesce a trovare il gol dell'eventuale pareggio, si tocca per Vitigno, ancora fuori per il 21 che allarga per Caltagirone che conclude e finisce sul risultato di 3-2 per l'Ardea che dilaga nel primo tempo sul 3-0, poi deve tenere con un brivido il risultato nel secondo perché prima Rinaldi e poi Marciò avevano accorciato le cose per la Conauto, alla fine però i 3 punti vanno all'Ardea che mantiene dunque proprio punteggio pieno in classifica e scappa a quota 48.